agli aspetti comportamentali dell'individuo. Quindi sarà la nostra Linda Cadore, che conosciamo perché ha già partecipato lo scorso anno con una lezione sempre in questo percorso, in questo tema, di questo tema. E lei appartiene all'associazione di Youth Talent Coaching, giusto? Anche sì. Bene. E parlerà di parole sì, parole no, la capacità comportamentale nell'usare il giusto linguaggio per evitare fraintendimenti. E qui, insomma, sappiamo bene di cosa si sta parlando, viste anche le recenti esperienze di riunioni molto animate, molto calde, e quindi ci darà un indirizzo, ecco, anche a livello personale, come futuri dirigenti, di com'è il comportamento adeguato in tal contesto. Quindi do la parola a lei, che condividerà la sua presentazione, ovviamente. Buon ascolto a tutti e ci sentiamo a fine lezione. Grazie Massimo. Prego. Allora, ben ritrovati per quelli che ovviamente rivedo ad un anno di distanza e ben conosciuti invece, se si può dire in questo italiano un po' così, per quelli invece che non ho mai visto la volta scorsa e quindi non hanno avuto con me la possibilità di parlare di questi temi. Allora, vi condivido la presentazione in modo da avere una traccia e seguirmi direttamente poi dalla traccia. Vi chiedo poi la gentilezza magari di darmi un feedback se riuscite a vederla mentre poi la condivido. Allora, dovremo esserci. Vediamo se si carica. Si vede, giusto? Sì, noi la vediamo. Sì. Ok, perfetto. Allora, Massimo mi ha già presentato, io non voglio rubare tempo per presentarmi nuovamente, mi occupo di benessere aziendale all'interno delle aziende come appunto un coach specializzato nel comportamento e nei linguaggi e soprattutto poi mi occupo anche di che cosa succede nella dinamica dei team quando più persone sono chiamate a lavorare insieme. Questo l'ho vissuto un po' per esperienza personale, io per 15 anni sono stata parte di un'azienda, tra l'altro azienda di famiglia, quindi le dinamiche di che cosa succede quando ci sono tensioni, quando ci sono momenti di screzio all'interno di un'azienda, più o meno di 50 persone, le ho vissute molto in questi 15 anni. In questo momento sono parte attiva di un'associazione che comunque vive delle dinamiche associative simili alle grandi associazioni. Questa associazione ha 74 sedi territoriali, chiamiamole così, provinciali, ha la bellezza di 4.200 soci membri, quindi ha dei numeri che possono essere più o meno definiti come una grande struttura che in qualche modo deve stare in piedi, deve riuscire a gestirsi, soprattutto nel piccolo, dove avvengono delle riunioni che alle volte fanno slittare il comportamento delle persone in situazioni non di apertura o di condivisione di idee, ma anche di aiuto reciproco, ma più come prese di posizione personale o voglia in qualche modo di rivalersi, di crescere o di avere un po' un'impronta personale. Quindi andremo a toccare un po' questi temi, soprattutto cercando di darvi alcune piccole cose, alcuni piccoli suggerimenti di che cosa fare quando succedono queste situazioni. La tematica è molto legata a che parole ci possono aiutare, e quindi parole sì, parole no, parole che creano apertura o chiusura, e un po' la dinamica del comportamento, riprenderemo delle cose viste la scorsa edizione e reintegrate poi con lo scopo di andare a mettere giù qualcosa che vi possa servire. E l'argomento è ampio. In 2 ore che abbiamo a disposizione apriremo un po' di finestre per darci dei punti di riflessione. Non è scontato che avremo la possibilità di andare in profondità di ogni cosa. Per questo vi chiedo interazione.
dato che dobbiamo parlare di comunicazione, abbiamo almeno lo strumento chat, ma se volete alzate la mano. Io ogni tanto mi vedete che sposto lo sguardo perché ho le vostre facce aperte su un altro schermo accanto, per cui se avete bisogno di fare una domanda o scrivete qualche cosa in chat, ecco, chiedo magari anche aiuto a Massimo di dirmi se ci sono delle domande, perché così caliamo i concetti nella vostra realtà e nelle difficoltà che vivete tutti i giorni. La teoria è bella, ma se non passiamo alla pratica rimane una nuvola di fumo da concreta veneta quale sono io. Quindi mi piacerebbe proprio, se avete qualche cosa che è successo, eventualmente, che può essere riferito in questa sede, andare a capire problematiche vissute nel concreto. Gli argomenti che tratteremo stasera, il titolo ve l'ha già detto Massimo, quindi parole sì, parole no, andremo a vedere come queste influenzano anche i comportamenti delle persone e a volte come creano dei fraintendimenti importanti e partiremo proprio dal linguaggio, qual è il linguaggio che deve essere utilizzato in contesti di tipo associativo, come linguaggio e comportamento ballano insieme nella dinamica relazionale, quindi innescano poi comportamenti. Andremo a vedere il linguaggio verbale, ma anche il linguaggio definito non verbale e quindi la coerenza come elemento importantissimo quando vogliamo essere efficaci. Un piccolo spunto sul ma quando è che dobbiamo essere formali nella comunicazione, quando è che dobbiamo essere informali nella comunicazione rispetto a quello che vogliamo ottenere e qualche spunto come gestisco critiche o disaccordi, qualche spunto sul concetto di feedback e perché è fondamentale che ci sia feedback in azienda, in azienda come in associazione e quindi in queste strutture importanti dove ci sono più persone coinvolte. Allora, la prima domanda che vorrei farvi e vi chiedo di utilizzare la chat è secondo voi come dovrebbe essere il linguaggio nei contesti associativi? Qual è l'obiettivo del linguaggio? Che cosa devo mirare a avere, ad ottenere quando sono in un contesto associativo? Mi piacerebbe capire da voi, utilizzando la chat, che cosa ne pensate. Ok, Camilla ci scrive chiarezza. Bisognerebbe ci fosse chiarezza. L'obiettivo è la chiarezza. Vediamo se qualcun altro ha. Ok, Giovanni ci dice condivisione, quindi non solo l'essere chiari, ma il mettere sul piatto e condividere le informazioni che ci sono. Vediamo se qualcun altro ha idea di a cosa deve tendere la comunicazione nel contesto associativo. Roberto ci scrive, dobbiamo ottenere proattività, quindi la comunicazione in qualche modo deve spingere le persone a mettersi in discussione, a mettersi in gioco, come diciamo noi, a alzare le maniche e a cominciare ad agire in maniera attiva. Grazie Roberto e Giovanni e Camilla. Qualche altra idea rispetto a cosa ci serve la comunicazione? Ok, sono arrivati un altro paio. Allora, Franco ci dice linguaggio meno formale che nei contesti lavorativi, quindi la comunicazione serve in qualche modo a uscire dal contesto mero, rigido che può essere il mondo del lavoro e avere un qualcosa di più veloce, formale, non formale. Luca ci dice serve a passare le informazioni. Franco aggiunge che l'obiettivo deve essere il coinvolgimento e la motivazione, quindi un po' come ci diceva Roberto, ottenere quella proattività, quella messa in azione. C'è anche Alda che ci dice che deve essere costruttiva e ci deve servire per fare squadra. Allora, abbiamo un po' di input che ci avete dato rispetto a che cosa serve nel contesto associativo. Allora, sicuramente quando siamo in contesti di tipo associativo, lo scopo che deve avere la comunicazione deve essere in primis uno strumento di coesione.
Il linguaggio che noi utilizziamo deve cercare in qualche modo di creare unione, di creare coesione, di fare squadra in qualche modo, ossia di far sentire i membri parte attiva, integrante e non solo parte attiva, ma anche deve avere l'obiettivo di sentirsi talmente tanto parte dentro quasi quasi di voler far crescere l'associazione. Quindi deve essere un linguaggio che mira fondamentalmente a creare ponti, non posizioni singole, a creare proprio energia. Inoltre dovrebbe essere un linguaggio che in qualche modo gestisce i conflitti, gestisce le posizioni diverse. Siamo esseri umani. Per forza di cose abbiamo punti di vista diversi, abbiamo modalità di intervento diverse. L'anno scorso abbiamo parlato di soft skill, di stili personali e abbiamo visto come ciascuno di noi porta caratteristiche diverse, quindi potremmo essere più esecutivi, potremmo essere più pensatori, potremmo essere più personali, più relazionali. Abbiamo i paraocchi, io dico sempre, che dipende dal nostro modo d'essere. Ecco che idee diverse possono portare a volte a punti di vista diversi e quindi a conflitti. Il linguaggio dovrebbe mediare in questa situazione, dovrebbe trovare sempre di più il modo di gestire i punti opposti. E poi fondamentale quando parliamo soprattutto di associazione e sistemi dove abbiamo appunto il cuore che è l'associazione come membro di persone che mettono a disposizione del tempo, dovrebbe la comunicazione esprimere nel suo massimo potenziale quelli che sono i valori, i principi dell'associazione. Quando siamo in associazione noi veniamo dopo l'associazione. Dobbiamo imparare a fare un passetto indietro e a mettere prima quelli che sono i valori dell'associazione. Quindi non so se voi avete chiaro e avete mai messo focus, ma immagino proprio di sì, su quali sono questi valori, quali sono i valori del CAI rispetto appunto al mondo associativo, scusatemi. Vi richiedo la chat, visto che avete cominciato ad usarla, quindi mi ero persa il messaggio di Maria sul confrontarsi. Ok, uno dei valori, ci scrive Roberto, è l'aiutarsi. Giovanni ci scrive educare alla montagna. Ok, è addirittura parte del vostro statuto. Lo statuto con cui nasce il CAI è proprio quello di educare alla montagna e valorizzare un po', soprattutto i monti che abbiamo qui, che sono bellissimi, quelli italiani. Conoscere e crescere insieme, ci dice Alda. Crescere insieme è abbastanza chiaro, conoscere, immagino Alda, tu intendi i meccanismi legati all'ambiente alpino, ma correggimi se sbaglio. Sì, ok. Camilla ci scrive: trasmettere la passione per la montagna, favorire la possibilità di accedere ai luoghi anche insidiosi, favorire lo scambio tra le persone e crescere. Scusatemi, far crescere l'autostima. Poi abbiamo Massimo Galcai Veneto che ci scrive: essere un sodalizio ha un significato preciso. Sì, se ce lo espliciti ci aiuti Massimo, senza dare un'interpretazione mia magari. Tommaso ci scrive rispetto per l'ambiente, solidarietà, aiutarsi a vicenda, scrive Davide, diffondere la cultura della montagna e dell'ambiente, conoscere la montagna in tutti i suoi aspetti. E poi abbiamo Itstock, spero di aver detto giusto la pronuncia, condividere le conoscenze. Ok, allora, abbiamo messo sul piatto un po' di valori. Alcuni di questi sono valori strettamente legati a quello che per noi è il concetto di cosa fa il CAI, quindi in senso molto ampio tutto il rispetto per l'ambiente, per la natura, conoscere i monti, avere anche un po' sempre di più un concetto anche di ecosostenibilità quando andiamo in montagna, diffondere la passione per andare a camminare, per fare attività che riguardino un po' tutto l'arco alpino. E questa è un'attività del CAI non tanto in senso associazionistico, cioè la parte di dove stiamo insieme, ma quasi più la parte legata proprio
proprio al grande cappello relativo al mondo CAI alpino, al mondo CAI escursione e quindi tutto ciò che sta fuori. Quando noi parliamo del mondo all'interno, quindi stiamo parlando di quali valori come associazione deve vivere il CAI, ho trovato, spulciando tra un po' di siti in questi giorni, non è stata facile, non c'è una pagina web chiara che ci dice questi sono i nostri valori nel mondo associativo. Ho trovato però un documento molto importante che è stato redatto proprio per il 100° congresso del CAI, e è un documento firmato da 6 o 7, non ricordo, soci del CAI a livello italiano, quindi un paio di Milano, ma poi sparsi nel territorio, e ha questo documento l'intento di dirci qual è la forza dei valori del CAI dentro l'associazione, non tanto quando siamo fuori ad erogare dei servizi gratuiti o meno per quanto riguarda proprio la parte alpina, ma quando siamo dentro come gruppo. E ne ha ben 5 ne ha elencati. Il primo è, attenzione, che siamo una bellissima struttura, una bellissima associazione di volontariato e gratuità. Si ferma proprio a parlare di che cosa vuol dire il termine volontariato e gratuità, nel senso che pone l'attenzione e il focus sul fatto che in questa associazione le persone partecipano donando del proprio tempo nella misura in cui possono donarlo, e che proprio perché donano del tempo ogni tipo di contributo deve essere in qualche modo riconosciuto. L'ho voluto portare perché quello che vivo anch'io nell'aspetto dell'associazione, non sempre questo viene messo sul piatto in termini di discussioni in maniera così chiara come è elencato qui. Alle volte, purtroppo, si va a misurare chi dà quanto e alle volte si spinge sul devi dare di più, hai dato troppo poco. Quindi ricordiamoci che è un valore importante riuscire a capire in che modo, in che tempi, e accettare ogni tipo di contributo, perché altrimenti la nostra comunicazione parte immediatamente da una situazione che non è il che cosa ci dice il CAI rispetto a questo, ma come lo vivo io l'indicatore. E io l'indicatore do il 2000 per 1000 in questa associazione, caspita, mi aspetto che anche gli altri diano il 2000 per 1000. E lì creiamo la prima rottura. Poi è sicuramente, come avete detto, trasparenza, chiarezza è stato uno dei primi termini, quindi in tutti i tipi di comunicazione, gerarchicamente dall'alto al basso, ma trasversalmente in tutti i settori, ci deve essere la diffusione delle informazioni a tutto tondo, non possono essere trattenute per nessun motivo, deve esserci proprio una trasparenza di quelli che sono i contenuti, di quelle che sono le idee, di quelle che possono essere le decisioni che vengono prese. Partecipazione e uguaglianza. Partecipazione e uguaglianza, anche qui torniamo un po' a quello che mi avete scritto prima sulla, in qualche modo, fare gruppo, fare squadra, sto rileggendo la vostra chat. Siamo tutti uguali all'interno del CAI, all'interno di qualsiasi associazione, siamo tutti portatori di qualche cosa che aiuta, siamo tutte persone che sono chiamate a partecipare alla vita dell'associazione proprio perché abbiamo deciso di aderire versando la quota, diventando soci, e quindi in qualche modo siamo chiamati sia a dare il nostro contributo ma anche a essere e a trattarci allo stesso livello. Non importa se io ho 20 anni che sono all'interno dell'associazione e tu sei appena arrivato, non importa se io sono un esperto di e tu non lo sei. A livello di associazione siamo uguali, discutiamo sullo stesso piano, portando le stesse idee. Ci sarà poi il momento in cui dobbiamo prendere delle decisioni e quindi avremo dei parametri per prenderle, ma a livello umano di relazione dobbiamo rimanere su un piano di uguaglianza. Condivisione e solidarietà. Qui ci sta il concetto di aiuto. Ci sta il concetto di sostenersi a vicenda nella solidarietà, ci sta il concetto proprio di a volte fare un passo indietro e far andare avanti un altro. Condivisione un po' nel concetto di trasparenza, ma qui proprio è anche nel mettere insieme delle cose che possono essere insieme costruire qualcosa di buono. E poi dobbiamo sempre tenere in mente che c'è un concetto di libertà importante nei valori del CAI, ma è una libertà con assunzione di responsabilità. C'è una nota molto specifica che in questo documento ho trovato, nel senso che io sono libero di portare delle iniziative
con merito o demerito, viene scritto, usando proprio queste parole. Quindi mi assumo la responsabilità anche dei risultati che porto o che non porto nel momento in cui liberamente esprimo la volontà di portare avanti delle iniziative. Il concetto di responsabilità è un concetto molto molto importante e quando io mi assumo l'iniziativa di qualcosa me ne faccio anche portatore in termini attivi, quindi responsabili. E questi sono 5 valori che nel momento in cui sono all'interno di questa associazione io devo come dirigente per primo esprimere e mantenere sempre alti, al di là del fatto che in alcuni momenti è umano che non siamo sempre trasparenti, che a volte non percepiamo uguale la relazione, che a volte vorremmo essere aiutati, non solo aiutare, quindi la solidarietà o altri tipi di meccanismi che potrebbero portarci a non avere una comunicazione in linea con i valori, ma più in linea col mio essere persona. E lì devo stare attento proprio perché potrei creare una piccola rottura, soprattutto perché poi se tutti noi portiamo il nostro personale cade il senso dell'associazione. Quindi questi sono i valori guida quando noi comunichiamo all'interno. Ora, quando parliamo di linguaggio in questi contesti, quindi dobbiamo sempre ricordarci che la comunicazione deve essere chiara, deve essere quindi esaustiva, articolata correttamente. L'anno scorso abbiamo visto i meccanismi che ci portano a non essere chiari, quindi quando cancelliamo dei pezzi oppure quando generalizziamo, quindi diamo dei significati che non ci sono. Lo ripeteremo anche oggi in alcune situazioni. Dobbiamo il più possibile creare, attraverso anche il concetto di rispetto, gli ambienti collaborativi, ambienti inclusivi, dove non ci sono stereotipi o pregiudizi. Faccio un inciso perché lo stereotipo e il pregiudizio ce l'abbiamo tutti. Allora, non è vero che noi siamo brave, super brave persone che non hanno nessun tipo di stereotipo, nessun tipo di pregiudizio. No, il cervello umano, ce lo dice le neuroscienze, per come è strutturato, attua dei meccanismi di velocità. Il meccanismo di velocità è questa cosa qui, quella volta è successo così, per cui mi aspetto che succeda di nuovo così. Siccome ho sempre visto che se non fisso l'appuntamento sull'agenda condivisa oppure se non invio il messaggio le persone non si presentano, non ho mandato il messaggio, mi aspetto che le persone non si presentino. Meccanismo della mente, fa delle associazioni non sempre vere purtroppo, oppure lo stereotipo. L'altro giorno ero in aula con dei ragazzi che sono iscritti all'ITS, percorsi scolastici post diploma, quindi 2 anni altamente specializzanti, e in Emilia Romagna. E quando gli ho detto, si sente che sono veneta, ok, che cosa succede in Veneto quando qualcosa non va? 2 sono gli stereotipi che tornavano fuori. Sapete dirmi quali sono le 2 cose associate ai veneti? Visto che io sono veneta, ma magari non siamo ovviamente tutti veneti qui. Che cosa c'è? Quando non succede qualcosa che non va, cosa fanno i veneti? Vediamo se avete lo stesso stereotipo che mi hanno più volte riportato in aula. Allora, aspetta che è scritto anche in dialetto, credo. Mo voglio combattar, non so se ho detto giusto, ma forse no. Combattar, forse. Ok, può essere. Non necessariamente, Camilla, però mi hai messo alla prova con il dialetto. C'è Tradotto. Elisabetta Paolin che ha alzato la mano. No, perché non riesco a scrivere sulla chat, non capisco perché abbiamo la cantilena quando parliamo. Ah, beh, è vero. Verissimo, Elisabetta. Noi abbiamo la cantilena quando parliamo molto, strascichiamo le lettere, quindi c'è questo nostro modo di fare e poi è molto melodico, cioè tan 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 tan, siamo ritmici. Poi a seconda di dove vi trovate potremo allungare le finali o troncarle, quindi dipende, ma non sono queste le cose che mi dicono di solito. Quando qualcosa non funziona, i veneti, fanno scendere tutti i santi dal paradiso in una volta sola, ossia il Veneto bestemmia. È una cosa che me lo dicono tutti.
che sia vero che non sia vero, io non bestemmio e sono veneta, immagino che anche tra di voi ci saranno persone che non bestemmiano, però siamo conosciuti nelle altre regioni italiane per essere quelli che bestemmiano, purtroppo, ed è una brutta etichetta. Mi scrivono anche ho ragione io, e questa è l'altra, Gianfranco ci ha azzeccato, sbevaccioni e bestemmiatori. L'altra cosa che mi dicono è, quando qualcosa non funziona mi facevano addirittura il gesto così. E io dicevo, ok, io non bevo alcol, quindi sono una veneta tipica probabilmente, perdonatemi, bevo poco prosecco, ma effettivamente etichette, stereotipi. Immaginate quando questi stereotipi ce li abbiamo verso delle persone che entrano in un'associazione. E quindi, che ne so, il fatto di, vedere un certo tipo di comportamento o usano determinate parole o arrivano da un mondo magari diverso, quindi magari arrivano da un'altra regione d'Italia o da uno sport che aveva pochissimo o nulla a che fare col mondo alpino. Tutte cose che automaticamente ci fanno fare lo schema. Questo significa che noi dobbiamo stare attenti perché non è nei valori scritti che è quello dell'uguaglianza questo tipo di ragionamento. Il linguaggio deve essere un linguaggio accogliente dei nuovi membri, deve essere positivo, deve fare in modo che l'integrazione nel gruppo avvenga. Come può succedere? Succede nel momento in cui io creo momenti dedicati alla conoscenza. Se voglio integrare una persona nel gruppo, il mio linguaggio non deve essere solo mirato all'aspetto tecnico e all'obiettivo che devo raggiungere in quel meeting, in quella riunione. Devo creare dei momenti che possono essere anche al di fuori, possono essere i 10 minuti prima nel parcheggio o mi fermo 5 minuti e beviamo il caffè assieme, ma dei momenti di integrazione in cui non siamo in performance, non siamo lì per parlare tassativamente di una cosa, ma siamo lì per conoscerci puramente, quindi è un linguaggio molto informale, poi entreremo anche in questo. E poi deve essere un linguaggio che motiva alla partecipazione attiva, che valorizza, che spinge le persone a mettersi in gioco. Questo me l'avete scritto più volte, deve essere proprio un qualcosa che ti fa talmente sentire parte di quel gruppo, quasi fosse una famiglia, passatemi questo termine un po' forte, ma che ti viene voglia di dire ok, vado, faccio anche io la mia parte. Cosa succede infatti spesso? Succede spesso che il linguaggio che noi utilizziamo non è un linguaggio che valorizza, ma è un linguaggio che sottolinea delle cose che magari potrebbero non andare. A livello socioculturale, e quindi è molto radicato e non dipende dal singolo ma dalla collettività, noi abbiamo vissuto per tantissimi anni quello che è l'abitudine al focus verso l'errore. Questo che cosa succede? Succedeva quando i quaderni che avevamo a scuola erano con i cerchi rossi, quando avevamo qualcosa che non funzionava, quindi, che ne so, hai scritto che senza H e ti facevano un bel cerchio, hai scritto la E senza l'accento e con una penna rossa veniva posto in evidenza. Non ho mai visto utilizzare penne verdi per dire, ok, qui è sbagliato, ma guarda qui che bel paragrafo hai scritto. Qui hai sbagliato l'operazione di matematica, guarda qui che bella operazione hai fatto, che passaggio pulito. Quindi non essendoci un segno di rilievo che ci attirava gli occhi, attenzione, noi siamo stati molto abituati a vedere che cosa non funziona, dove è l'errore e non siamo stati altrettanto abituati a vedere dove sono le cose invece di valore. Abbiamo fatto un esercizio al contrario. Questo negli anni e per cultura ha fatto sì che un po' tutti noi, senza doverci etichettare in modo più o meno grave, abbiamo un focus sul che cosa non funziona, che cosa va male, invece di che cosa funziona. Ora, voglio fare con voi un esperimento. Per cui vi chiedo proprio, dura 2 minuti, ma vi chiedo la massima attenzione perché voglio vedere se anche voi riuscite a cogliere questa dinamica. Allora, parlano in inglese, non mi interessa che voi ascoltate l'inglese, semplicemente troverete, adesso lo faccio partire, ma troverete due squadre, eccole qua. Ci sono, vedete, 4 persone che indossano una maglia bianca, 4 persone che indossano una maglia nera. Alcuni di voi lo sapranno già, quindi chi lo sa magari non risponde subito nella chat, ma
quelli che hanno la maglia bianca si passano tra di loro quel pallone da pallacanestro che gli vedete in mano, quelli con la maglia nera se lo passano tra di loro, quindi non passano mai i bianchi e i neri e bianchi, ma bianchi con bianchi, neri con neri, a livello proprio di pallone. Io voglio che vi concentriate per capire quante volte i giocatori che hanno la maglietta bianca o vestiti di bianco si passano il pallone tra di loro. E al termine, io vi stoppo il video, voglio capire chi è riuscito a contare in modo corretto i passaggi. Adesso dirà due cose in inglese, ma è esattamente quello che vi ho detto io. How many passes does the team in white make? Ok, scusate, l'ho azzerato. Chi mi sa dire, lo scrivete in chat, quanti passaggi ci sono stati fatti, oppure Elisabetta apri pure il microfono se vuoi dirlo a voce, se non riesci a scrivere nella chat va benissimo. Ok, vedo 10, Giovanni 10, Camilla 10, Francesco 10, Maria 10, finora 10, 10, 10, tutti mi hanno scritto 10, vediamo se qualcuno ha contato un numero diverso. C'è un 8, circa 10 ci scrive Franco, 9 ci scrive Roberto. Non li avete azzeccati, sono di più di 10. Paolo ci fa già la domanda, posso dire che è passato in più? Allora, in realtà vorrei capire chi è riuscito a contarne 13, che è il numero corretto. C'è qualcuno che li ha contati? Sembra che il focus sia stato spostato leggermente. Nessuno ne ha contati 13, magari era la connessione, a me si è bloccato un attimo. Allora, Paolo, puoi dire chi è passato? Vediamo se qualcuno ha colto chi è passato, poi lo rifaccio vedere. Immagino stia scrivendo, ne approfitto per bere un goccio. Abbiamo perso Paolo. Orsacchiotto. Allora, ve lo faccio rivedere e non so, voglio capire se qualcuno l'ha visto o non l'ha visto, magari mi scrivete in chat se l'avevate visto. È un test, si chiama di attenzione, adesso riparte. Allora, guardate solo la scena. Loro stanno passando la palla, eccolo, lo vedete che entra, si ferma a ballare e poi esce. Ok, i passaggi sono 13 e stranamente nessuno di voi ha beccato i passaggi. Mi chiedo quanti di voi hanno visto passare il personaggio strano. Scrivetemi pure in chat se l'avete visto o meno. Ok, Maria Contatore i passaggi, sì, ok, l'Annalisa l'aveva vista, Franca non l'aveva visto, ci sono dei no, l'Orsacchiotto sì, io no, vedo alcuni no, ok, no, qualcuno lo aveva visto, qualcuno no, ok, ci sono anche dei sì, dei no, siamo più o meno sul metà-metà, forse vincono un po' di più i no. Allora, esistono vari test di questo tipo, voi intanto se volete scrivermi quanti l'avete visto, l'ho contato 12 e ho visto la bestiaccia, ok, perfetto, mi piace la definizione di bestiaccia, bravo, 12, quindi molto vicino alla meta, nessuno ne ha contato veramente 13, allora, il test dell'attenzione selettiva, ne trovate diversi online, quando lo faccio anche in altri corsi, pochi vedono il scimmione che passa, tendenzialmente quando noi siamo orientati a vedere una cosa facciamo fatica a vederne un'altra. Quindi o sono riuscito a contare il numero dei passaggi giusti e vedere la scimmia,
e quindi due cose insieme che dimostrano una grandissima apertura, o generalmente mi perdo o l'uno o l'altro. Quindi abbiamo purtroppo il nome è presidente della sezione, quindi non so il nome puntuale, ne ha contati 12 e ha visto la scimmia, 13 sono i passaggi. Questo per dire, quando noi abbiamo il nostro focus che è spostato su una cosa, potremmo non accorgerci dell'altra. Quando noi siamo focalizzati sul vedere le cose che non funzionano, quanto tempo abbiamo perso nella riunione per parlare di quell'aspetto, quanto ho lanciato un'idea e tutti mi hanno detto no, e sì, e non va bene, quanto cafone quella persona, quanto arrogante quell'altra persona, quanto ottusa quest'altra, quanto in silenzio sta invece l'altra, quindi tutti i punti negativi. A volte ci perdiamo di spostare il focus sulle cose che devono essere positive, sulla valorizzazione delle persone, che permette di uscire io lo chiamo da quella buca fangosa dove sono finiti e per difesa usano la lamentela, per andare verso invece un'espressione un pochino più serena di quelle che sono le idee. Spesso il meccanismo del lamento, nonché il meccanismo dell'alzare la voce, di battere il pugno, è un meccanismo di difesa. Quando mi sento attaccato, quando non mi sento ascoltato, alzo i volumi. Un po' come il bambino piccolo che quando ti dice voglio la caramella e tu non lo guardi, alza il volume e l'insistenza. Meccanismo umano adulto è un pochino più raffinato, ma nel momento in cui non sente di essere considerato importante, come contromeccanismo alza i volumi, quindi diventa un po' il bastian contrario che noi abbiamo nelle riunioni. Lì bisogna lavorare al contrario, ovviamente non in quella riunione, ma fuori dalla riunione, nel creare momenti di valorizzazione. Allora, siamo sicuri di essere sempre chiari? Abbiamo detto che la comunicazione deve essere chiara. Amo questo schemino perché ci fa un po' capire che tra quello che io ho in testa e quello che esce dalla mia bocca, io perdo già un 30% di efficacia. Non sempre riusciamo ad esprimere chiaramente quello che pensiamo, quello che ci frulla per la testa. Alle volte pensiamo di averlo detto chiaramente, ma in realtà abbiamo omesso dei particolari, abbiamo omesso una serie di informazioni per cui non riesce ad essere un messaggio chiaro. La volta scorsa abbiamo lavorato sulle cancellazioni e ci siamo anche detti, sì, mi vedete, la volta scorsa abbiamo lavorato sulle cancellazioni e abbiamo proprio posto l'accento sul fatto che diamo per scontato un sacco di cose. Abbiamo fatto l'esempio, credo di aver fatto l'esempio, raccontami come ti svegli al mattino. Di solito le persone mi dicono, mi sono alzato, ho fatto colazione, ho fatto la doccia, sono andato al lavoro. Veloce. Vuol dire che si è alzato, quindi era disteso sul letto, si è tirato su in piedi, è scesa l'acqua, perché non è camminato fino al bagno, è scesa l'acqua, ha guardato giù, aveva già il caffè pronto, ha fatto colazione e così vestito, in pigiama, senza aversi lavato i denti, che so, pettinato, vestita, è andato al lavoro e non si sa come. Noi cancelliamo per velocità. A volte il fatto che per noi sia scontato che quella cosa va fatta così, e non lo esplicitiamo, ci porta a perdere già un 30% di efficacia. Poi la cosa interessante è che tra il 70 che esce dalla mia bocca e il 40 che arriva all'orecchio dall'altra parte, vedete che perdo un altro 30%. Questo disturbo che c'è tra quello che esce da me e quello che arriva dall'altra parte è dovuto a tante cose. Una delle cose principali sul quale oggi proprio tematica è parole sì, parole no, è i significati che noi diamo alle parole. I significati che noi attribuiamo a alcuni concetti che ci escono. Vengono chiamate anche associazioni semantiche, a livello proprio di linguistica e soprattutto di neuroscienze, e sono praticamente, io le chiamo le gabbie del nostro cervello, ossia quando qualcuno dice una parola, quella parola in automatico mi scatena tutta una serie di significati, tutta una serie di questo sì, questo no, questo funziona, questo non funziona, allora significa che, e lì ci freghiamo con i significati. Vi faccio un esempio semplice. Se io vi dico comò, abajur, piumone, sveglia, armadio. Che cosa vi viene in mente?
Camera, camera da letto, camera da letto, camera, camera, camera da letto. Yes, è normale, tutta una serie di elementi che tipicamente noi troviamo nella camera da letto. Potremmo fare anche l'esercizio inverso. Se io vi dico festa, che cosa vi viene in mente con la parola festa? Palloncini, bene, palloncini ci scrive Davide, allegria, torta, bicchieri, regalo, amici, musica, dolce, musica, bevande, torta, gente, musica, ok? Quindi tutto un po' il contesto legato all'energia, un sacco di musica vedo comunque, canzoni, dolce, allegria, gioia, ballare, ok? Quindi avete dei significati legati al concetto di festa. Io ne ho messi alcuni riguardano i vostri, anch'io ho messo musica, ballo, allegria, ho messo stuzzichini, più puntuale, più che bevande, ho messo prosecco e poi ho messo gli amici. Ok? Quindi è il significato. Parola, gli do un significato. Oppure una serie di parole per me significano quella roba lì, camera da letto in questo caso. Quindi immaginate una serie di parole che possono essere anche pesanti o parole che possono anche essere a volte giudicanti, che danno un unico significato che potrebbe essere un significato negativo. Fate un esercizio, avete carta e penna, vi prendete un minutino o uno, perché non vorrei sforare troppo quei tempi, e vi chiedo di scrivervi per voi, poi chi vuole magari condivide. Le prime 3 parole che vi vengono in mente e associate alla parola problema, le prime 3 che associate alla parola volontario CAI e le prime 3 che associate alla parola riunioni CAI. Ci prendiamo un minuto, un minutino e mezzo e poi chi vuole magari anche aprendo il microfono possiamo condividerle o le scrivete come preferite. Ok, vedo qualche nota che sta arrivando, chi vuole può anche semplicemente o condividerle poi con il microfono. Io mi sto scrivendo alcuni vostri termini. Ok, allora ne comincio a leggere qualcuno. Così vediamo un pochino che cosa mi avete scritto. Intanto voi continuate pure a scrivere. Allora, vado in ordine, quindi abbiamo Luciana che ci scrive che problema, le prime 3 cose che le vengono in mente è ansia, difficoltà e soluzione.
Il volontario, la prima delle tre cose che le vengono in mente è che è appassionato, disponibile e preparato. Anna Maria ci scrive, credo, problema, fatica, soluzione, noia. Il volontario, collaborazione, condivisione e amicizia, mentre riunioni CAI, interesse, relazione e progetti. Elena ci scrive che il problema per lei è soluzione, tempo e ostacolo. Per Giovanni è soluzione, discussione, contrasto. Il volontario CAI, solidarietà, aiuto, disponibilità. Tempo, passione e disponibilità. Le riunioni sono degli obiettivi, dei disaccordi, delle soluzioni, degli argomenti, delle fattività, dei progetti. Troppe, ci scrive Giovanni, come riunioni, discussione e verbali, quindi la parte formale. Per Elisabetta il problema sono difficoltà, caos e risoluzione, il volontario è la disponibilità, l'amicizia e la collaborazione e la riunione è amicizia, conoscenza, progresso. Problema, Francesco ci dice che è soluzione, difficoltà, priorità. Il volontario è dedizione, spontaneità, passione e la riunione sono discussioni, confronto e approfondimento. Paolo ci dice che il problema è ansia, è qualcosa da risolvere, tempo e denaro. Annalisa, approfondimento, soluzione, condivisione, il problema. Montagna, amici, impegno, il volontario, proposte, appuntamenti, litigi. Le riunioni. Paolo ci dice cose da risolvere, cose importanti, criticità per i problemi. Il volontario deve essere competente, disponibile e adulto. Le riunioni noiose, inconcludenti, retoriche. Alda ci dice opportunità come il problema è opportunità, imparo e fatico. Il volontario è natura, solidarietà, salvaguardia e le riunioni sono un confronto, proposte, obiettivi. Gianfranco ci scrive che il problema è soluzioni, alternative, tensione. Il volontario è tempo, pazienza, passione. Le riunioni, tempo, idee e pazienza. Walter ci scrive che il problema gli viene ambiente, partecipazione, coerenza. Il volontario è partecipazione, carisma, fare. E le riunioni, coinvolgimento, soluzioni e informazione. Per Emanuela invece il problema sono risoluzioni, il volontario è passione, tempo, gratificazione e le riunioni sono noia, fatica, poca empatia. Ok, come avete visto ognuno di voi ha delle terminologie che possono andare anche in direzioni opposte. Per qualcuno le riunioni ci sono gli amici, soluzioni, progetti, per qualcuno le riunioni invece sono noia, sono poca concretezza, perdita di tempo o inconcludenti. Per alcuni il volontario è amico, per alcuni il volontario è competente. Attenzione, non necessariamente i volontari sono competenti. È una delle cose che mi è saltata molto all'orecchio. Il volontario CAI magari è una persona che ha voglia di mettersi in discussione, ha delle competenze, ma deve crescere magari. Problema invece, più o meno avete molte più accezioni negative che positive rispetto all'ansia, rispetto alla fatica, rispetto al contrasto, ai litigi, a tutte cose che hanno delle eccezioni negative. Ci sono anche quelle positive, tipo posso imparare dal problema, il problema comunque è soluzione, il problema è partecipazione, il problema è scambio. Quindi nello stesso contenitore vedete come tutti noi ci mettiamo significati diversi. I significati purtroppo condizionano quelle che sono poi le reazioni che noi mettiamo in campo. Se io utilizzo la parola problema con una persona che mi ha scritto problema uguale ansia, problema uguale fastidio, problema uguale fatica, e per me invece problema uguale opportunità, già da qui io ho due posizioni contrastanti. Quindi appena io dico abbiamo un problema da risolvere, e io sono gasato perché dico dai che abbiamo un'opportunità, dall'altra parte è anche no, per piacere no.
chiusura alla comunicazione. Dobbiamo stare attenti a che parole mettiamo in campo. Tendenzialmente, uno studio che è stato fatto, e vi ho riportato anche la fonte se per i più curiosi, ha evidenziato come le parole sono in grado di produrre all'interno del nostro corpo degli ormoni. Quindi quando noi abbiamo questi ormoni che possono essere di vario tipo, dalla serotonina ad esempio all'ossitocina, che ci danno la voglia di partecipare, la voglia di essere parte di una squadra, l'entusiasmo per fare delle cose, oppure la produzione di cortisolo, l'ormone dell'ansia, queste cose qui mettono in discussione l'approccio che noi utilizziamo. È come dire, butto dentro al mio cervello una sostanza che mi apre la discussione, l'interazione, o mi chiude l'interazione in automatico. La parola più tossica che noi possiamo trovare in un'interazione, in uno scambio, qual è secondo voi? Quella che proprio ci dà immediatamente una scarica di cortisolo. Bravissima, l'aiuto l'avete anche sulla slide, è scritto grande così. No, la parola no stimola il rilascio del cortisolo e quindi quando io sono in una comunicazione, quindi una persona mi dice un qualcosa che può essere un'idea, un contributo, e io parto dicendo no, questa cosa proprio non si può fare, guarda, non esiste, e continuiamo su questo mood, noi stiamo, anziché portando la persona a ragionare, la persona va in alert. L'alert significa che il suo cervello, quelli che dominano i nostri comportamenti, quindi il cervello limbico erettile, sente questo no, comincia a produrre ormoni, che è il cortisolo, e va in tilt. Il suo unico scopo è contrattacca o fuggi, contrattacca o fuggi, contrattacca o fuggi. Quindi noi ci troviamo di fronte alle persone in fuga che semplicemente dicono va bene, ok, pazienza. Bastano la testa, respirano e vanno a casa col mal di stomaco. E poi diventano delle caffettiere. Dove? Nelle chat private. Ma sai che cosa mi ha detto? Ma sai perché questa cosa? Ma sai che Questa cosa noi dobbiamo evitarla assolutamente, perché più alimentiamo nelle retrovie una comunicazione di lamentela, più quando arrivano in riunione arrivano col tanto niente cambia, che ci vengo a fare. Bassa partecipazione, bassa motivazione. Alla lunga queste persone escono, oppure non hanno proattività. Quanto partecipano? Poco. Non prendono rischi. Viceversa, se hanno una reazione di contrattacco, quello che è che tu non hai ancora finito di argomentare, che loro partono subito in botta e risposta, botta e risposta, botta e risposta, che è la reazione opposta. Noi abbiamo in realtà 3 meccanismi conosciuti e nelle neuroscienze ce ne mappano 5, ma accontentiamoci del 3, l'altro è il congelamento, che non è il caso della comunicazione, di solito è o fuga o contrattacco. Quali sono queste parole tossiche a cui dobbiamo cominciare a porre attenzione? Allora, c'è un gruppo di parole, adesso ve li faccio vedere tutto, che in qualche modo nella testa nostra ci indica qualcosa che non va. La parola sforzo, dobbiamo sforzarci tutti per ottenere questo risultato. È importante fare sacrifici, questa cosa ci stancherà, è vero, però anche poi gli avverbi, quelli agli avversativi sono tremendi. Guarda, questa cosa proprio ci disturberà o disturba tantissimo, scusa se ti disturbo. Lo so che sei carente in quest'ambito qui e bla bla bla, avremo delle difficoltà a portare a termine questo tipo di obiettivo, la parola problema o la parola mancanza, qualcosa che non c'è. Tutti i giudizi. Quando io comincio col tu e ci aggiungo la parolina sei, abbiamo perso in partenza. Tu sei così, tu sei colà, tu hai fatto questo, tu hai fatto quello. Verbo essere, verbo avere. Attenzione soprattutto col verbo essere, perché diventa identità. Tu sei incapace, tu sei un brontolone, tu sei il bastian contrario, tu sei sempre quello che bla 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 bla. Ecco, il tu sei è giudizio, quindi in automatico non viene recepito come una critica costruttiva o come un feedback che permette di crescere, ma viene percepito come un dito puntato. Così, tu. E quindi corri in difesa, corri in chiusura.
basta con le solite lamentele, basta con delle idee assurde, tanto è inutile, qui non cambia niente, me l'hai già detto 1000 volte questa cosa. Oppure, ecco, non c'è nulla di più pericoloso nella comunicazione che dire io lo sapevo che andava a finire così. No, non lo sapevamo. Oppure io al posto tuo avrei fatto questo. Queste sono tutte parole che noi dovremo pian pianino togliere dalla nostra comunicazione. Ora, nel parlato di tutti i giorni non ci viene in automatico. Il mio consiglio è: iniziate dallo scritto. Quando avete delle comunicazioni all'interno dei vostri gruppi, sia istituzionali che personali, dove abbiamo il tempo di rileggere quello che abbiamo scritto, prenderci il tempo per semplicemente fare un check se sono slittato in uno di questi meccanismi e modificare il linguaggio, già quello è un allenamento. Io dico sempre, cominciamo da dove ho il controllo, che è nella parte scritta, piano piano arriverà anche dove non ho il controllo, che è la parte della discussione uno a uno, dove purtroppo le emozioni a volte non ci fanno controllare quello che esce dalla nostra bocca. Però allenarsi nella parte scritta diventa ottimo per cominciare a importare, proprio a far nostro un lessico un pochino diverso. Quindi sicuramente avrete delle chat o dei gruppi che sono all'interno della vostra sezione, o comunque che hanno magari a che fare con dei progetti specifici, anche nel modo in cui scriviamo le mail, ad esempio, è importantissimo. Vediamo se vi ho messo un esempio. Ah no, ho fatto un altro tipo di esempio. Tutte cose importanti, la mail ve la leggo dopo. Proviamo a lavorare insieme su questo esempio, vediamo chi mi aiuta a rielaborarlo. L'ho fatta chiamare perché le cose non vanno come dovrebbero. Gli obiettivi che ci siamo prefissati non sono stati raggiunti. Qui abbiamo un sacco di non vanno, non sono stati raggiunti, quindi questo tipo di comunicazione l'ho fatta chiamare perché, quindi sembra che ci sia un'accusa a questa persona, sembra che sia colpa sua che gli obiettivi non sono stati raggiunti, diventa un esempio di linguaggio di linguaggio negativo. Qualcuno vuole aiutarmi a rielaborarlo? Magari ha qualche idea, la vuole scrivere in chat o apre il microfono? Vediamo come la possiamo rendere utile, rendere idonea, rendere stimolante, proattiva, come mi avete detto voi, per far sì che le persone, caspita, lavorino su quegli obiettivi che sono importanti per l'associazione. Quindi non la vivono come un giudizio, tu non sei abbastanza bravo, ma la vivono come sprono. Dai che andiamo verso quella direzione. Allora, Elena, l'ho fatta chiamare per capire insieme come raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Yes, molto molto buono questo modo di parlare, assolutamente sì. Non so se ci sono altre idee. Vorrei che parlassimo degli obiettivi che ci eravamo prefissati. È un po' vago, Alex Ruana, sì, nel senso che parte un po' largo, probabilmente per poi arrivare al punto. L'ho fatta chiamare perché vorrei parlare con lei degli obiettivi prefissati. Un po' meglio, ma manca un pezzettino, Francesco. Già è comunque una comunicazione molto più positiva di quella che ho scritto io. Attenzione a quando con l'obiettivo di non ferire rischiamo di togliere chiarezza. Adesso prendo magari la frase di Alex, che comunque è molto buona, ma ci manca un pezzetto perché ci dice vorrei che parlassimo degli obiettivi che ci eravamo prefissati. Non dà il feedback chiaro di avevamo degli obiettivi, non li abbiamo ben raggiunti, quindi c'è qualcosa che dobbiamo guardarci dentro insieme. Parte un pochino largo. Allora, è ottima se poi andiamo in chiusura. Se la mettiamo così, uno potrebbe non capire di che cosa dobbiamo parlare nel senso grande del termine. Gianfranco, dobbiamo raggiungere un obiettivo. Avresti qualche idea per come poterli raggiungere? Ok, Gianfranco va in domanda. Quindi esce ti do un'affermazione e ti faccio una domanda. Anche questo può essere un buon modo, attenzione sempre a quanto siamo più o meno vaghi. Io l'avevo semplicemente chiamata così, l'ho fatta chiamare per trovare insieme a lei le soluzioni che ci permetteranno di raggiungere gli obiettivi prefissati. Quindi che cosa mettiamo a terra? Tutte modalità per dare comunque una comunicazione senza smontare la persona,
Perché l'esempio scritto in nero smonta la persona, l'esempio scritto in blu, ma anche quello che mi avete scritto in chat, invece, ok, pone la persona nel, ok, c'è qualcosa da fare e soprattutto lo facciamo insieme, non si sente solo. Perché quando una persona che sente di non essere riuscito si sente anche solo a doversela cavare, quello fa scaturire spesso un senso di disistima e un senso di faccio 2 passi indietro. Non siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi che volevamo, proviamo insieme a ragionare su quello che non funziona. Allora, Alda, è buona, solo che non capisco perché ti stai dando la colpa anche a te, passatemi colpa, degli obiettivi non raggiunti dal collega. Attenzione, non è che per essere inclusivi dobbiamo far sentire che anche noi abbiamo sbagliato, quando non è magari una nostra responsabilità. Quindi, te lo dico a livello linguistico, potrebbe venire che, ok, tu non li hai raggiunti, ma è anche colpa mia. No, abbiamo compiti e responsabilità diverse, quindi è bene essere un po' chiari su questo. Colgo l'occasione per parlare di un argomento che dovrebbe stare a cuore a tutti noi, il raggiungimento degli obiettivi, è verissimo. Magari Massimo farai una lezione proprio sul raggiungimento degli obiettivi, su come si struttura intanto un obiettivo che sta in piedi, chiamato obiettivo ben formato, per poi poterlo mettere giù in termini di programmazione. Vorrei confrontarmi con lei per analizzare il raggiungimento degli obiettivi che ci eravamo prefissati. Sì, va bene anche questa. Vorrei scambiare informazioni su come procedere per raggiungere gli obiettivi previsti. Sì, tende a essere un pochino vaga, trasformate comunque in maniera abbastanza positiva tutte quante. Vorrei scambiare informazioni, sì, per raggiungere gli obiettivi previsti. Passa poco il concetto che non ci siamo arrivati. Quando poi siete di persona, dobbiamo anche cominciare a dire, ok, dovevamo fare A, B, C. A è stato fatto al 50%, B al 90%, C al 10%. Poi mi sta bene allora la domanda che era andato in domanda a qualcuno, scusate, con il mouse ho cambiato la slide, che era il come mai, che cosa è successo, come possiamo raggiungerli. Imparate ad essere, quantificare, essere proprio tolti dal perché non l'hai fatto, che cosa, come mai, ci aspettavamo questo da te e questo non è arrivato, ecco hai fatto solo l'80%, pulire questa cosa che vi porta ad aprire subito il conflitto. Dovevamo fare A, B, C, A è l'80, B è il 30, C è il 25. Ok, che passi sono da fare? Che cosa è successo? Vaga, domanda ampia, si chiama domanda aperta, per raccogliere le informazioni. Parole positive. L'utilizzo di parole o di frasi devono avere in associazione, soprattutto in associazione, lo scopo di far accendere le persone, di fargli venire voglia di fare qualche cosa in più, di stimolarli ad agire, di stimolarli a partecipare in maniera attiva. Le parole positive, anche qui vi do una serie di esempi, sono parole tendenzialmente, innanzitutto la parola noi. La parola noi, non quando ci condividiamo le colpe, ma quando siamo noi insieme possiamo unirci e fare qualche cosa, non sei solo in questa cosa, ma lo facciamo insieme. Il noi in associazione è una parola potentissima, non è io e tu. Io e tu sono due fazioni, una contrapposta all'altra. Il noi unisce, il noi crea unione di intenti soprattutto, quindi impariamo spesso a usare la parola noi nei contesti associativi, che cosa vorremmo fare, che cosa ci manca, dove siamo arrivati, sempre inclusivo come il tipo di linguaggio. Poi la parola riuscire, ottenere, potenziale, impegno, risultati, sono tutte parole che generano di solito degli schemi positivi in testa. Il me ne occupo io, questa è potentissima quando una persona ha un momento di difficoltà, dire guarda non preoccuparti, me ne occupo io di questo, tu vai avanti su quest'altro, immediatamente fa sentire la persona non abbandonata alle difficoltà, da dosare quando serve, sì, quando è impossibile. Adesso risolviamo, su, dai, dimmi che cosa succede, ti ascolto, raccontami, fammi capire, ho bisogno di capire. Dare una mano, non ti preoccupare, in questa cosa ci diamo una mano reciprocamente, oppure ti do una mano io a risolvere questa cosa, dai vieni qui, raccontami che cosa è successo così ti do una mano a buttare giù i passi che servono.
non dovete farglieli voi, ma ti do una mano a buttare giù i passi. Le persone a volte non hanno idea di come progredire e nella nebbia che hanno in testa non vogliono apparire non qualificati, visto che è un termine che mi avete detto prima, non competenti, piuttosto fanno finta e poi si infognano ancora di più e mettono la maschera del è colpa di qualcun altro, del fatto, del mondo, della guerra, della crisi, di tutto quello che volete dargli, ma non ero in difficoltà e non avevo il coraggio di dirlo. Tutti gli aggettivi legati alle cose luminose, grandi, molti più dire ho visto che il tuo grande impegno. Se io dico ho visto il tuo piccolo impegno, se ci pensate, grande ci dà il senso di tanto, di abbondanza, no? Abbiamo, che ne so, hai avuto un'idea brillante. Quante volte usiamo termini di questo tipo per dare un rinforzo positivo importante? Tutti aggettivi che ci danno rinforzo. Poi c'è una cosa bellissima nel mondo della natura, quindi ve lo dico come chicca giusto per sapere, visto che voi siete immersi nella natura, che tutte le metafore legate al verde, alla natura, all'aria aperta, al senso del viaggio, sono metafore che inducono nel cervello la produzione di serotonina. Addirittura chi studia intelligenza ambientale nel senso di come curare l'ambiente per creare determinati schemi comportamentali, consiglia di tenere delle piante verdi dentro la stanza. Più ci sono luce naturale e piante verdi, più la persona che entra in quella stanza automaticamente sta bene, si rilassa. Perché il verde, le piante, il concetto di natura crea serotonina, comincia la produzione a palla di quelli che sono degli ormoni che permettono lo stato d'animo, di stare bene. E noi siamo ricchi di metafore di questo tipo, anche a livello visivo, vedete che spesso disegnano il cervello, la testa coi fiori, oppure parlano appunto di metafore tipo dai, percorriamo insieme queste tappe, facciamo insieme questi passaggi o questa strada, oppure dai, seminiamo nei giovani la voglia di far parte dell'associazione, coltiviamo la passione per la montagna, dai, scaliamo la vetta, poi quando siamo su, sai che bello l'orizzonte, cose di questo tipo che a me fanno anche un po' sorridere, ma attenzione che il mondo in generale della natura è un mondo che crea stato d'animo positivo. Paradossalmente, fare riunioni fuori, in mezzo al verde, è molto più produttivo che fare riunioni dentro, chiusi in 4 mura artificiali a livello di produzione proprio di serotonina, ormone. E mi fa sorridere perché è molto legato a voi. Allora, parole e comportamenti. Leggo questa, poi faccio un piccolo pausa e vi chiedo un po' di cose. Cosa succede se ricevi questa mail? In chat mi scrivete come vi comportate. Immaginate che siete voi a ricevere questa mail da qualcuno al vostro livello o sopra di voi nel CAI. Buonasera, ti scrivo per segnalare che il progetto che ti avevo assegnato non è stato completato come doveva. Sono passate 2 settimane dalla scadenza e ancora non ho ricevuto nulla. È inaccettabile che io debba inseguire te per avere aggiornamenti. Mi aspettavo una maggiore professionalità da parte tua. A questo punto è troppo tardi per giustificare ulteriori ritardi. Ti chiedo di risolvere questa situazione immediatamente, altrimenti dovrò prendere provvedimenti. Non voglio più sentire scuse, voglio solo vedere i risultati. La prossima volta, per favore, fai in modo che le cose, qui ho la barra sopra, scusate, vengano fatte, credo sia scritto, sposto, come si deve, in attesa di una tua risposta immediata. Ok. Come ti comporti? Ricevi questa mail, come ti comporti? Cosa ti scatena questo tipo di mail?
Allora, mi ero persa un po' di chat, scusate se era bloccata, quindi vado un po' più su. Ok. Ci sono personaggi che creano zizzania, sì, assolutamente. Risponderei: arrangiati e fai quello che vuoi. Anna Maria va dritta al punto, cioè anche no. Mi licenzi pure, dice Annalisa. Scatena frustrazione. Yes, Francesco, assolutamente. Mi mette in ansia e mi mette sulla difensiva, dice Walter. Idstock ci dice: parliamone di persona. Buona centratura, assolutamente. Camilla, potremmo organizzare un incontro e valutare nei dettagli gli aspetti che secondo te non hanno funzionato. Sono disponibile a parlare con te. Questa è la reazione di Camilla. Se sono un volontario, ci dice il presidente della sezione, me ne vado. Se sono un dipendente mi preoccupo. Sì, a seconda del contesto cambia il tipo di reazione. Sicuramente a livello di volontariato questo è uno dei deterrenti che fa chiudere la voglia di continuare ad essere volontari, assolutamente. Buonasera, la sua mail mi coglie del tutto di sorpresa, ci dice Elena. Forse bastava un sollecito telefonico, inutile giustificare i miei vari impegni, non avevo perso d'occhio la problematica. Se mi lascia ancora 2 giorni sarà in grado di portare a termine il progetto, mi faccia sapere. Ok, attenzione Elena alla giustificazione. Quando parliamo inutile giustificare i miei vari impegni, non avevo perso d'occhio la problematica, è un correre in difesa, ok? E lo facciamo tutti cerchiamo, abbiamo una reazione o l'altra, e io sarei più da reazione come Elena se non mi controllo, quindi è il uè, bimbo, calma, guarda che io ero sul pezzo, per dirlo in maniera molto diretta e informale. Vedremo poi come rispondere. Indubbiamente una mail molto dura, bisogna però capire entrambe le persone coinvolte, magari dietro c'è un progetto importante o le tempistiche non sono state rispettate. Poi il modo di esprimersi è migliorabile, assolutamente il modo di esprimersi, le parole scelte sono assolutamente migliorabili indipendentemente dalla gravità del problema. Perché questa cosa, anziché portare a il caspita c'è un problema, ho voglia di risolverlo, aspetta che mi attivo, porta a reazioni del tipo no, e con calma, e che caspita, eccetera, eccetera, eccetera. Chiusura. Se è vero che sono in ritardo di 2 settimane, cercherei di rispondere giustificando perché e proponendo una nuova scadenza. Attenzione alle giustificazioni, non necessariamente sono richieste e quindi a volte la giustificazione è una conferma indiretta del hai ragione a trattarmi così. Dobbiamo stare molto attenti quando usiamo giustificazioni non dovute. Non abbiamo il tempo per aprire tanti tipi di spunti. Leggo quello che avete scritto, poi magari vediamo che cosa non ha funzionato. Ci vediamo, ne parliamo a 4 occhi. Sicuramente la soluzione migliore è fermarsi con questa persona, concordo. Posto che è terribile come me, io risponderei che sono una volontaria e forse avresti fatto meglio a chiedermi le eventuali motivazioni. Sì, è comunque una risposta tendenzialmente aggressiva, se vi ricordate qualcosina dell'anno scorso, passivo-aggressivo. Allora, intanto ci sono un sacco di no, di non, e un sacco di distorsioni. Il progetto che ti aveva assegnato non è stato completato come doveva. La prima cosa che vi dico è: che cosa non è stato completato? E non dice che non è stato completato, ma dice come doveva, quindi come doveva essere completato. Quali sono le parti che mancano? Quali sono le parti che avevano bisogno di una cosa diversa da quella che io ho presentato? Cioè, ci sono un sacco di distorsioni, di cancellazioni, di dubbi. Io potrei prendere che tutto va male, magari c'erano su 15 punti 2 che non andavano e il progetto non è stato completato come doveva, per 2 punti su 15 poteva tranquillamente starci linguisticamente come frase. Sono passate 2 settimane dalla scadenza e non ho ancora ricevuto nulla. Ok? Quindi anche qui non ho ricevuto nulla, è di nuovo un dito puntato. È inaccettabile che io debba inseguire te per avere aggiornamenti. Questo è puro sfogo personale.
questa cosa qui è inaccettabile che io debba inseguire te per avere aggiornamenti, è puro sfogo personale e ricordiamoci che se si tratta di una persona che sta gerarchicamente sopra di noi, quindi significa più potere e più responsabilità e soprattutto delega verso il basso, la delega non vuol dire sbolognare agli altri il compito da fare. Chi ha in capo il compito può delegare agli altri, ma la responsabilità è sua, quindi certo che deve inseguire le persone a cui ha delegato il progetto, perché è sua la responsabilità che le persone abbiano i tempi, i mezzi, i modi e le informazioni per poterlo eseguire. Sulla delega abbiamo una grande confusione, me ne accorgo in azienda, siccome io ho detto di farlo a Pinco Pallo, è colpa sua, non l'ha fatto in tempo. No, attenzione che gerarchicamente la responsabilità che venga fatto sta su e anche quindi sollecito, mi informo, chiedo, inseguo le persone a cui è delegato. Poi mi aspettavo una maggiore professionalità da parte tua, sembra che l'aver fatto un errore tolga professionalità alle persone. Peccato che tutti sbagliamo, tutti facciamo errori, ok? Quindi di nuovo caliamo nel giudizio e da qui sotto diventa tutta una cosa abbastanza complessa. Ora, prima di andare avanti con la parte un po' più di due chicche sui comportamenti, eccetera, avete domande rispetto all'innesco che le parole ci creano a livello di comportamenti o parole che potenzialmente potrebbero essere molto dannose? Avete qualche cosa che volete chiedermi? Vi lascio un minuto per scrivermi in chat. Aspetta che prima mi ero persa un po' di chat, non vorrei perdermene. Allora, non vedo arrivare domande. Sì, Camilla. La sospensione del giudizio è essenziale per comunicare senza ruggine. Concordo con te, è un'affermazione, sì, sicuramente ci sta. Non è scontato, non è facile sospendere il giudizio. Per sospendere il giudizio dobbiamo avere chiare due cose. Uno, quali sono le cose che dobbiamo portare avanti oltre al nostro ego, perché a volte il giudizio parte dall'ego, quindi tenere bene a mente i valori del CAI, perché siamo qui e che cosa, come devo operare per essere coerente e congruo con quella che è la mission e i valori del CAI. Se io non ho chiaro questo, porto altre cose e faccio casino a livello proprio di che cosa metto sul piatto. E sospendere il giudizio significa ogni tanto dire ok, questa persona non mi piace proprio, è una persona che ha pelle zero, però stoppo e dico mi relaziono lo stesso, pulendo la comunicazione però dalle frecciatine, dalle risatine, dalla mezza parola, dal sì, ma io, ma tu, ecco queste cose qui che poi escono in automatico, quindi direi di sì. Forse una parola che non ho sentito e ritengo importante è essere sinceri. Assolutamente sì. Parliamo di autenticità. Diciamo che non c'è una parola o una frase che mi permette di dare un significato al termine sincerità, come magari prima problema mi scatena questo. Se spostiamo il focus sull'essere sinceri, quindi il valore della trasparenza che ci dice proprio il CAI, perché essere trasparenti vuol dire essere sinceri. Se ti dico che questa cosa doveva essere fatta così, è perché doveva essere fatta così, anche se è scomodo che te lo dico. Quindi la sincerità è molto legata alla trasparenza e di più ancora all'essere autentici. Quindi nel bene o nel male portare fuori tutto, sia le cose che funzionano di me che le cose che non funzionano di me. Ed è un passaggio che richiede una maturità proprio in termini di crescita personale. Ed è fondamentale. Quando non c'è l'autenticità, crolla la credibilità.
in termini di funzione di dirigenti, se non siete sinceri, se non siete autentici, non siete credibili. Se non siete credibili, non potete fare in modo che le persone vi seguano. Non siete carismatici, non portate le persone da nessuna parte. È meglio essere sinceri a tal punto da dire: ragazzi, questa cosa non la so fare, ho bisogno di aiuto, qui io sono una ciofeca a fare questa cosa qui, ragazzi, ho sbagliato, ho fatto una gaffe, mamma mia, mostruosa, adesso non so come rimediare. Quindi far vedere anche il nostro lato, quello più vulnerabile, senza aver paura, piuttosto che nascondere delle cose e passare per poco autentici, perché crolla la credibilità immediatamente. Quindi ottima osservazione, Antonio. Paolo ci dice: la frase tipo non sono qui per giudicarti, ma il mio rimprovero vuole essere costruttivo. Allora, bellissima, lo facciamo spessissimo. Allora, ogni volta che noi usiamo le negazioni, no e non, immediatamente il nostro cervello non è programmato per decodificare queste due parole, lavora per immagini. Quindi se io dico non immaginare un elefante giallo a pua verdi, immediatamente vi viene l'idea dell'elefante, poi Linda ha detto di no, la cacciate, ma l'idea arriva. Il cervello lavora solo per immagini. Quindi non sono qui per giudicarti rimane, tolto il no, sono qui per giudicarti, perché il cervello non processa il no e non processa il no. Non sono un irresponsabile, rimane sono un irresponsabile. Non è colpa mia, rimane nel cervello di chi ascolta, è colpa mia. Quindi non sono qui per giudicarti, in realtà non solo non è codificato dal cervello, ma immediatamente la parola giudicarti crea, si chiama frame nella nostra testa, un alert, e si dice ha creato un concetto immediatamente. Se io non potevo benissimo toglierlo e dire sono qui, il mio rimprovero vuole essere costruttivo, posto che giudizio e rimprovero sono due parole negative. Non è il mio rimprovero, è il mio consiglio vuole essere costruttivo, perché se diciamo rimprovero nella testa ci ricordiamo tutti, io sì, i rimproveri ricevuti da mamma e papà e anche qualche sana, ecco, sberletta perché avevo fatto qualche magagna che non dovevo. Quindi la parola rimprovero crea immediatamente alert. Quindi è meglio dire: guarda, ti do questo feedback, ti do questo consiglio, perché voglio in qualche modo essere costruttivo, voglio in qualche modo darti un aiuto a migliorare. La prima parte immediatamente fa sentire la persona giudicata. Non sono qui per giudicarti, automaticamente innesca lo stai facendo nella testa di chi ascolta. È una mail inappropriata in regime di volontariato, meglio trovare motivazioni e applanare i problemi. Assolutamente sì, è vero che è inappropriata, non escludo che magari leggermente diversa, ma ci possano essere a volte delle email dal contenuto importante a livello di impatto emotivo come vuole essere questa. Io ne ho sentite molte discussioni, magari non è scritta, ma orale, in uno scambio, in una riunione, io ho sentito anche a livello di volontariato dei messaggi molto forti, a volte scambiati, a volte nelle chat. Quindi magari non è usato un mezzo ufficiale come la mail, ma messaggini del tipo ormai sono stanco di sentire sempre le solite solfe, questa cosa l'ho sentita spesso, oppure sei sempre a dirmi le stesse cose. Sì, le ho sentite comunicazioni pesanti. La comunicazione, ci dice Anna Maria, non deve essere giudicante sulla persona, ma porre focus sul problema. Verissimo, ci arriviamo infatti adesso. Creato del progetto sul fatto che siamo un gruppo all'interno del quale si trova sempre aiuto e che il problema non è il mancato raggiungimento dell'obiettivo, ma non aver chiesto aiuto. Può essere non aver chiesto aiuto, può essere un mille cose. E il punto vero è che qui dobbiamo indagare che cosa è successo. Può anche essere un evento esterno, che non dipendeva dal chiedere o meno aiuto, ma un evento esterno al di fuori del controllo che ha portato al blocco di una determinata situazione. Dipende tutto dall'argomento e dalla discussione. Alle volte si può essere assertivi, alle volte è necessario comandare con garbo. Allora, mi piace, Paolo, il comandare con garbo, soprattutto perché nella mia testa partono mille idee di che cosa vuol dire comandare con garbo. Quindi magari se ce lo scrivi può essere anche una condivisione interessante. Alle volte è importante essere diretti.
Quando è importante avere uno stile direttivo, a livello proprio anche di leadership, nelle urgenze, nei momenti di pericolo, quando è importante che ci sia la salvaguardia di quel momento di crisi, dove abbiamo 5 minuti e dobbiamo togliere sta cosa e risolverla, allora lì sì, possiamo andare anche al di fuori. In contesti dove non c'è realmente un'urgenza tangibile, il rischio è che una volta me la passano, la seconda forse sì, dalla terza comincio a stonare. Comincio ad essere etichettato non come il comandare con garbo, ma come il rompiscatole di turno, quello che si crede chissà chi, quello che vuol dire l'ultima, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi perdiamo quella connessione che ci porta a comunicare bene. E noi dobbiamo stare attenti a non arrivare lì. Se vogliamo che cosa? Se vogliamo che la squadra ci segua. Perché l'obiettivo è coinvolgere le persone, è fare in modo che si diano da fare e partecipano in maniera attiva. Il comando prolungato nel tempo distrugge quello che è tendenzialmente la voglia delle persone di mettersi in gioco. Vediamo se c'è qualcos'altro in chat. Ok, allora, non solo questo ovviamente influenza, non solo le parole influenza la comunicazione. L'abbiamo visto anche nella scorsa edizione, la comunicazione è influenzata non solo dalle parole che scelgo, ma da tutte e tre le componenti della comunicazione. Quindi anche dalla voce che utilizzo, anche dal non verbale, quindi dal corpo, dalla gestualità. Tendenzialmente si distingue tra verbale e non verbale, mettendo insieme anche la voce come elemento di non verbale. Il non verbale e il paraverbale passano l'emotività. Io potrei dare un feedback che è del tipo guarda, questa cosa sarebbe stato meglio portarla avanti così, 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 oppure posso dire guarda che questa cosa sarebbe stato meglio portarla così, così, così. Ho detto le stesse parole, ma la carica emotiva passa in maniera completamente diversa. Anzi, la carica emotiva influenza particolarmente quello che è il significato poi che noi diamo alle parole. Quando parliamo di comunicazione non verbale, dobbiamo innanzitutto tenere presente che riguarda un po' tutto il mondo dei gesti che noi facciamo, riguarda la postura che teniamo, riguarda la mimica facciale, riguarda le componenti della voce, che sono soprattutto, ma non solo, la velocità con cui parliamo, quella che sono il volume, alto, basso, i toni. Poi ci sono altri elementi ovviamente qualificanti. Sono tutti elementi fondamentali. Noi dobbiamo essere molto bravi a capire che il comportamento non verbale a volte può rafforzare o contraddire le parole. Io potrei dirvi una cosa tipo: è una bellissima giornata oggi, io mi sto divertendo tantissimo, vorrei che continuasse fino alle 22 stasera questo incontro. Non sono credibile. Il mio corpo contraddice le parole. Ok? Alle volte noi non ci rendiamo conto di quello che mettiamo in atto. Bisogna molto essere consapevoli del nostro atteggiamento, della mimica facciale, dei gesti che stiamo facendo. Se mentre una persona sta raccontando un qualcosa in un meeting, io adottassi il viso di questa foto che vi ho messo, quindi guardassi la persona con questa espressione, che è l'espressione tipica del disgusto, non è che la persona che mi guarda si sente a suo agio, tranquilla, probabilmente comincerebbe a non guardarmi più per evitare di incappare in quello che sembra un rifiuto e molto probabilmente, anzi, mi salterebbe se deve chiedere un feedback o cercherebbe proprio o andrebbe addirittura in sofferenza della serie o ti schivo oppure ti dico Linda, ma che cavolo hai, perché mi stai guardando in quel modo, e quindi nasce il contrasto. Ok, poi leggo Paolo che cosa ha scritto. Assolutamente dobbiamo stare attenti, perché potrebbe essere che noi durante le riunioni abbiamo un atteggiamento corporeo che è un atteggiamento corporeo che comunica oltre le parole. Potrebbe essere, che ne so, il piede sotto il tavolo. Potrebbe essere che giocherelliamo con la penna, potrebbe essere che ne so, scarabocchiamo delle cose, oppure abbiamo delle facce, anche delle posture magari col broncio così, quindi adesso mi avvicino,
questa cosa qui è risentimento, questa cosa qui è ostilità. Quindi magari guardiamo una persona così e manco ce ne stiamo accorgendo. Potrebbe essere che magari siamo lì, intanto che parla, abbiamo addirittura la mano così che in mezzo nasconde gli occhi. Abbiamo delle posture che non aprono alla comunicazione, ma chiudono la comunicazione a livello di corpo, di comportamento. Attenzione che la coerenza è importante, quindi il nostro atteggiamento corporeo influisce sulla reazione che gli altri hanno, su come viene percepita. Facciamo un esempio banale. Io potrei agganciare il linguaggio del corpo in questa sede che è online al numero di webcam spente e potrei dire, io adesso in questo momento vedo solo Amy, probabilmente me ne perdo molte, però vedo solo Amy, quindi potrei dire, allora tutti quelli che hanno la webcam spenta è perché non vogliono farsi vedere, probabilmente perché intanto che io parlo, stanno chattando su WhatsApp con qualche amico, stanno facendo altro e sono collegati giusto perché gli interessa essere collegati. Distorsione, ok? Io non posso dare significati, potrei vedere una persona che arriva e, che ne so, cammina abbastanza velocemente, o arriva, sbatte la porta, o arriva e, che ne so, si siede e si butta sulla sedia e guarda in alto, mille cose noi potremo influenzare, cioè fare in modo che l'altra persona dia dei significati del tutto privi di contestualizzazione legati al suo percepito, ma crei un momento di, mi allontano. Quindi dobbiamo stare attenti anche a come ci poniamo noi. Come ruolo dobbiamo essere molto coerenti perché l'insegnamento principale non passa per le parole, ma l'insegnamento principale passa per la coerenza. Coerenza rispetto a cosa? Rispetto ai valori. Coerenza rispetto a, ho detto che faccio questo, quindi faccio questo. Mi dispiace, ma in azienda, come in tutti i tipi di contesti sociali in cui c'è una gerarchia, la prima è la famiglia, ok? E abbiamo papà e mamma al vertice e i figli sotto, noi non possiamo pensare che le persone imparino se non c'è in primis l'esempio di chi sta in alto. Chi sta in alto deve essere integro, coerente. Se dico che questa cosa è importante, sono il primo che la fa. Se dico che non voglio che ci siano pregiudizi, sono il primo che non ha pregiudizi. Se dico che non voglio che ci siano, che ne so, linguaggi o gente che si arrabbia in riunione e che parla per niente, sono il primo che in riunione mantiene la calma e non parla per niente. Se non c'è coerenza, non c'è l'esempio, non c'è insegnamento. E purtroppo le persone in azienda come fuori, nei contesti associativi, non si sentono spinte a migliorare. Se tanto sopra non cambia, perché devo cambiare io? Ok? Quindi abbiamo due cose che vanno a collidere e che in qualche modo non funzionano. Altra cosa molto importante è il dirigente deve sempre avere una grande propensione all'ascolto, la capacità di ascoltare. Ora, prima di andare a capire cosa vuol dire ascoltare, leggo due cose in chat. Paolo ci scriveva, ok, ti ho chiesto che cos'è il comandare con garbo, mai svilire, mai offendere, ma dare tempi e metodi utili alla soluzione del problema che l'interlocutore dovrebbe seguire. Questo è molto assertivo. Mai svilire e mai offendere e dare il tempo e i modi, è molto molto assertivo. L'assertivo non lascia l'altro a fare quello che vuole, l'assertivo dice dobbiamo andare da qui a qui, ok, in che modo si va? E propone soluzioni, propone idee, propone alternative. Roberto ci scrive alzarsi in piedi, sì, un altro dei comportamenti disfunzionali che nelle riunioni si vede. Stiamo parlando, perdo la pazienza, mi alzo in piedi, magari vado verso la porta, sbuffo, dico beh qua non serve a niente, butto le mani in maniera molto visibile e faccio finta di andarmene, o arrivo alla porta, poi ti dicono dai vieni, siediti, che cosa stai facendo? Oppure addirittura mi alzo in piedi perché così acquisisco forza. Immaginate, se siamo tutti seduti, io mi alzo e comincio ad agitare molto le mani e poi questo meccanismo dall'alto al basso, adesso io ve lo faccio lento perché nella webcam si sfoca tutto, immaginatelo più veloce, è il puntualizzo, ti dico che questo e questo, atteggiamento aggressivo di chi non si sente ascoltato.
ok? Dobbiamo imparare ad ascoltare, anche oltre a quello che sta succedendo. Quando io entro in comunicazione come buon ascoltatore, innanzitutto attivo l'ascolto che si chiama ascolto attivo. L'ascolto attivo non è il cosa mi entra nell'orecchio, l'ascolto attivo è che cosa osservo. Quindi è il era tranquillo, abbiamo tirato fuori questo argomento ed è scattato. Quindi so qual è l'innesco, che cosa gli ha fatto partire l'embolo. Oppure è il mi accorgo che adesso, che ne so, sta gesticolando più del solito, quindi probabilmente quella persona adesso è in ansia, tra un po' sbotta, aspetta che faccio in modo che non sbotti, se no finiamo la riunione litigando. È il mi attivo per capire. L'ascolto attivo vuol dire che quando una persona sta parlando, anche se sta dicendo delle cose che nella mia testa dico non serve a niente, devo lasciarlo finire. Se ho un problema di tempo, perché mi rendo conto che ci sono delle persone che monopolizzano il tempo, ok, ragazzi, ci diamo 5 minuti, non lo so far rispettare, esiste il timer qui dentro, mi metto un bel timer. Quando suona il timer, ragazzi, ci diamo questa regola, stoppiamo, se no le persone non riescono a parlare. Proviamo diversi metodi, quello che vi funziona, però quando una persona sta parlando e noi lo interrompiamo, quello non è ascolto attivo. Se quella persona poi è aggressiva, perde le staffe, non si sente ascoltato. Sguardo, mi raccomando, non esiste che in riunione, mentre gli altri parlano, io rispondo a un messaggio. Io guardo che ora è continuamente ogni 3x2 sul cellulare o sul PC o non sostengo lo sguardo per capire che cosa mi sta dicendo quella persona, ma comincio a raccogliere la penna, giocare con qualcosa. Anche quando la conversazione è pesante e quindi lo sguardo è la prima cosa che noi vogliamo abbassare o togliere per difesa personale, perché lo sguardo è un ponte di comunicazione. Se io tolgo il ponte non comunico più, è un metodo inconscio arcaico di difesa. Noi dobbiamo imparare a stare, a sostenere lo sguardo, anche se la nostra testa ci dice che pesante sta persona, però lo sguardo ci deve essere. Attenzione alla postura. La postura deve essere rilassata, non devo avere le spalle attaccate qui, non devo avere le braccia, se io esagero con 7 perché la webcam piccolina, non devo essere completamente tirato indietro per i cavoli miei e guardo in giro. Adottate una postura di relax. Relax vuol dire proprio che respiro, lascio andare, ti guardo senza tensioni evidenti. Se mi accorgo che ho una tensione, e può succedere, ok, sciolgo un giro di spalle, un giro che so, sciolgo le gambe se sono incrociate. Ricordatevi di mantenere una postura che comunichi apertura, ti ascolto, mostra interesse. Sembra banale e in realtà molte persone ci dicono delle cose che per noi sono poco significative, non saprei come definirvelo. Sono delle situazioni in cui effettivamente la nostra testa dice vabbè, ma devo ascoltare questa roba qua, magari ne abbiamo già parlato, magari c'è, ma questa cosa qua non serve a niente e proprio perché la vostra testa dice non serve a niente, voi vi ritrovate magari ad essere lì e a pensare alla prossima vacanza. Ok? Non siete connessi, non siete sul pezzo. La persona lo sente, ma soprattutto poi non vi ricordate quello che ha detto. E il non ricordo delle informazioni è uno degli asset che va a minare la fiducia, la dimenticanza. Quindi trovate uno stratagemma per far sì che quella cosa diventi interessante, quantomeno cercate nelle parole o ripetetevi anche come un mantra che è importante dare il giusto peso a tutti, anche se può essere banale, quel tipo di condivisione può avere dentro dei contenuti interessanti, quindi fate come se fosse una caccia al tesoro, andare a capire che cosa di interessante ci sta dietro alle parole che mi sembrano banali per mantenere la connessione. Gestite il vostro stato d'animo. Se noi ci facciamo prendere dal loop del nervoso, mi parte l'embolo, mi dà fastidio, che rabbia, che noia, e cominciamo comunque a portarlo in maniera inconsapevole sul corpo,
perché il corpo è la prima fonte di comunicazione, ecco che se non ci gestiamo non riusciamo nemmeno a gestire gli altri. Se noi per primi siamo infastiditi da una reazione di collera di una persona che partecipa alla riunione e quindi rispondiamo con un atteggiamento ferreo o chiuso o di non mi piace, quindi ti allontano, di disgusto, ti guardo e sbuffo così, attenzione, non sto gestendo me, non sono in equilibrio, cosa faccio? Butto benzina nel fuoco degli altri. Non arrivo da nessuna parte. Purtroppo o per fortuna voi avete un ruolo che è fondamentale, perché da voi può partire veramente una modalità diversa di affrontare le cose. Vertice della piramide, coerenza. Due cosine, poi lascio spazio alle domande. Linguaggio formale o informale? Dipende dal contesto, dipende dall'obiettivo che volete ottenere. Se il mio obiettivo è far crescere nella persona che riceve questa comunicazione un senso di stima, di valore, di professionalità del CAI o delle persone che lo rappresentano, il linguaggio deve essere istituzionale, formale, nelle comunicazioni, nelle documentazioni ufficiali, dove quello che arriva è che c'è struttura, che c'è solidità, che c'è un lavoro, che c'è un'organizzazione, che non è campato in aria. Quindi ogni volta che voglio lavorare sull'asse di percezione di valore, devo lavorare con una comunicazione di tipo formale. Punto. Che sia interna, con una, che ne so, minuta dell'incontro che abbiamo fatto, dove vengono scritte gli obiettivi fissati e le decisioni prese, ma anche che sia verso un comune, verso un ente esterno. Invece, se io ho bisogno di lavorare sul senso di unione di appartenenza e sulla motivazione, devo andare a utilizzare un linguaggio di tipo informale, quindi un linguaggio più colloquiale, più amichevole, con meno terminologie prettamente tecniche o virtuosismi linguistici. Devo abbassare il tiro, devo probabilmente passare dal lei al tu. Importantissimo, probabilmente in alcuni contesti il dialetto funziona meglio dell'italiano, diciamocelo, ok? Quindi devo proprio arrivare a trovare un linguaggio che nella sua semplicità fa sentire accolti, fa sentire protetti. E il linguaggio formale non è il linguaggio da usare, perché la formalità di solito crea nella persona che la riceve un senso di distanza, come se volessimo mantenere le distanze, e noi dobbiamo lavorare nel senso opposto se vogliamo unione, in vicinanza. La vicinanza si crea anche cercando di ricalcare dei linguaggi che sono comuni. Per questo vi ho detto il dialetto, perché spesso noi veneti, io sono veneta, magari alcuni di voi non lo sono, ma tendenzialmente quando siamo in confidenza slittiamo nel dialetto, perché è un modo per sentirci più vicini, più familiari. Due cose ancora, come gestisco i disaccordi e le critiche, a parte un bel respiro iniziale, questo ve lo dico, sì. Allora, uno, sicuramente chiediamoci, ma sono sicuro di sapere esattamente di che cosa mi sta parlando? Cioè, ok, mi sta dicendo qui va tutto male, non si capisce mai niente, decidete sempre voi, ok, ma che cosa va male? Che cosa decidiamo? In che senso le cose non sono come sono? Cioè, ricordatevi, fate domande di approfondimento. Non fermatevi alla prima sparata che una persona fa. Indagate, cercate di raccogliere informazioni precise, puntuali, che vi diano delle informazioni. E proprio su questa scia non prendete l'attacco come qualcosa di personale. È l'errore più grande che noi possiamo fare, pensare che quella persona sta accusando noi, sta accusando io, Linda, per come mi comporto, per quello che ho detto, per quello che ho fatto, eccetera, eccetera. Usciamo da questo schema. Se una persona si lamenta, qualcosa che non ha funzionato ha fatto scaturire lei, non io. È qualcosa che è vibrato dentro di lei, che l'ha fatta inalberare. Quindi togliamoci dal personale e mettiamoci invece in curiosità. Ok, sta dicendo in maniera aggressiva e molto veemente una serie di cose, ma che cosa c'è di buono dietro a quel messaggio?
perché c'è sempre qualcosa di buono, anche dietro una comunicazione aggressiva. Noi possiamo scegliere, fermarci alla comunicazione aggressiva e dire questa è una testa calda che va da fanbrodo, oppure possiamo dire ok, è incazzato nero, scusate il francesismo, però che cos'è che mi sta dicendo? Che effettivamente forse ha senso guardare. È l'unico modo per far sentire, uno, la persona capita e due, andare in concretezza sulle cose che vi servono. Chiedi soluzioni. Fate prima il passaggio di conferma. Ok, ho capito, sì, mi stai dicendo che così, così, così effettivamente non va. Quindi tu che cosa faresti? Che cosa proponi? Rilanciate, lo svierà, perché a volte sono lamentele senza un contesto. Quindi se c'è veramente una soluzione vi dirà la proposta, quindi magari svia, no perché tanto non serve a niente, ok, può essere che magari in passato non è servito, confermo, e poi rilancio, ma adesso che cosa possiamo fare di diverso? E rilanciate, non perdete mai la dinamica del sposto da cornice problema, va tutto male, a cornice soluzione, lo sprono a trovare miglioramenti. A volte riuscirete, se non si trovano vuol dire che sono lamentele pour parler. Nelle lamentele pour parler, lì sì è importante essere chiari, ragazzi, noi siamo qui per discutere le cose che non funzionano allo scopo di trovare soluzioni. I problemi che non hanno soluzioni non sono problemi, altrimenti ci sarebbero soluzioni. Problemi che non hanno soluzioni non sono problemi, perché il problema proprio per definizione è un qualcosa che deve essere risolto, che ha possibilità di essere risolto. Quindi non vale neanche la pena mettere sul piatto delle cose che non ha senso mettere sul piatto, perché non hanno via d'uscita. Quindi piuttosto è che cosa facciamo di diverso per evitarlo. Attenti al vostro comportamento, attenti a quando vi parte l'embolo, attenti a quando sudate 10 camicie, o diventate rossi in viso, o vi alzate anche voi dalla sedia per controbattere un qualcosa che non ha senso. Dovete stare nella centratura, non perdete la calma, ma rimanete in contatto visivo, ma non andate a copiare comportamenti disfunzionali. Vi do un'ultima dritta sul feedback. Allora, sento spesso persone che danno feedback, che arrivano e ti dicono che cosa pensano di una cosa che hanno visto, di un comportamento che hai adottato, di un'azione che hai fatto. I feedback, non esiste il feedback gratuito, il feedback non richiesto, attenzione. Innanzitutto i feedback vanno dati solo ed esclusivamente se il mio intento è l'intento di far crescere quella persona. Se il mio intento è quello di sminuire la persona, se è quello di fargli notare che ha sbagliato, no, non si dà il feedback, perché questa è rivalsa personale. La rivalsa personale non mi sembra sia uno dei valori contemplati nel CAI. Quindi via. Usatela nei vostri contesti personali se proprio avete bisogno di farlo, ma all'interno dell'associazione l'intento è far crescere. Quindi ti devo dire una cosa, perché per me è importante che tu cresca, allora ti do il feedback. Se te la devo dire solo per sottolineare una mancanza, piuttosto me ne sto zitto e andiamo avanti. Deve essere chiaro, puntuale, preciso. Ti devo dire che cosa esattamente di quell'azione non ha funzionato, che cosa esattamente di quel comportamento ha creato un qualcosa che non funziona. Non è ti sei comportato male. Non esiste, non dice nulla, ma quando sei entrato e hai, che ne so, alzato la voce per dire la tua in maniera con un tono un po' più fermo, hai, che ne so, portato le persone a innervosirsi. Puntuale, contestuale, mai, sempre, ogni volta, sono tutti avverbi che rovinano la comunicazione. Ogni volta che vieni in riunione tu, qui dentro succede un casino. Ogni volta? Sempre. È sempre successo così? No, dobbiamo essere contestuali. Stamattina alle 9 abbiamo fatto la riunione e quando sei arrivato, anzi, abbiamo fatto una riunione e nella riunione è successo che? Perché vi dico e nella riunione? Perché si sposta sempre sul problema, sulla cosa, non sulla persona. In riunione è successo che, non tu hai creato. Dobbiamo pulire la comunicazione. La circolare conteneva un errore, non tu hai sbagliato a scrivere la circolare.
ok? Non è il tu hai detto, tu hai fatto, dobbiamo passare al che cosa è successo. E poi non è un feedback se alla fine non ci date, proprio nello scopo di crescere, non include una richiesta. Ti dico questa cosa qui, così, 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 in modo chiaro, preciso, puntuale, contestuale, la prossima volta mi aspetto che, allora c'è il miglioramento, la crescita, altrimenti non diventa sostanza. Cioè, è inutile dire a una persona che non devi venire in riunione alzando la voce e non lasciando parlare gli altri. Che feedback è? Una critica. Ma oggi sei arrivato in riunione, che ne so, c'erano 5 interventi non sono riusciti, non sono completati, non sono stati portati a termine, ti chiedo che dalla prossima volta magari ci diamo 5 minuti, oppure potete anche dirgli che cosa pensi, cosa proponi di fare affinché tutti abbiano il tempo di parlare. Però ci deve essere una richiesta alla fine, se vogliamo che sia un feedback efficace. Questo feedback non funziona. Non rispondi mai ai messaggi nella chat di gruppo, dobbiamo sempre aspettare te. Ok? Non esprime una crescita, non c'è una richiesta, che cosa ti aspetti da me, è semplicemente una puntualizzare che sbagli. Non è un feedback, non date feedback di questo tipo, non fanno crescere, fanno solo incazzare, purtroppo. Ieri ho inviato un messaggio nella chat di gruppo contestuale, non rispondi mai. Ieri ho mandato un messaggio e questo messaggio non ha avuto risposta. Mi serve una risposta entro stasera. Per migliorare l'efficacia del nostro gruppo ti chiedo inoltre di rispondere ai messaggi nel giro di un giorno al massimo. Richiesta, vado in richiesta. Quindi divento puntuale rispetto a una cosa che è accaduta una volta, non tutte le volte, e ti dico che cosa serve per il gruppo, per me, per la situazione, e quindi vado a esprimere una richiesta. Vedo, ok, Roberto è uscito. Perfetto. Nei momenti istituzionali della sezione, scrive Paolo, riunioni, direttivi, eccetera, a mio avviso il dialetto non è mai opportuno perché porta la discussione su un piano troppo informale e quindi scarsamente produttivo. Concordo Paolo. Dipende sempre l'obiettivo di quella riunione. Se la riunione è appunto una riunione direttiva in cui si parla di obiettivi, di strategie, di prendere delle decisioni su azioni concrete, il dialetto no, assolutamente. Bisogna tenere quantomeno la forma italiana, ci può stare l'uso del tu come forma per avvicinarsi, ma la dobbiamo ottenere anche con una terminologia un po' più tecnica, fondamentalmente, si parla di cose un po' più strutturate. Quando è che possiamo slittare il dialetto? Quando siamo proprio nella fase al di fuori del momento riunione istituzionale, siamo quasi nel 1 a 1, o quando vedo un momento di difficoltà di una persona e quindi il momento in cui mi avvicino per dirti cosa c'è che non va, hai bisogno di una mano, quando vedo che c'è un momento, che ne so, anche di festa, quindi abbiamo finito la riunione, andiamo in birreria oppure ci mangiamo 2 cose qui, facciamo il buffet, quei momenti lì dove non c'è una parte istituzionale forte, un obiettivo da raggiungere, allora lì crei quei momenti di gancio. Come dicevo prima, 10 minuti prima della riunione fuori nel parcheggio, o mi fermo a bere il caffè, facciamo una pausa di 5 minuti. Ecco, quelli sono i momenti in cui la formula dialettale può portarci più velocemente a creare una connessione emotiva. Poi bisogna tornare nell'ambito istituzionale, quindi ripartiamo con abbiamo fatto degli obiettivi, struttura, strategie e progetti, quindi concordo con te. Domande? Dubbi, perplessità? Sono andata un pochino più veloce in questa parte. Io interrompo così torno a guardarvi. Allora, eccovi qui. Perfetto. Apro la chat anche da questo PC, così adesso sono qui. C'è qualcosa che avete voglia di approfondire, di chiedere, di
qualche dubbio, qualche esempio magari che volete portare, su cui vogliamo ragionare? Non so quanti minuti abbiamo, Massimo? Praticamente 2. va bene finire in qualsiasi momento. Sei stata un fiume in piena, quindi hai travolto tutto e tutti. Quindi mi sembra che il messaggio sia arrivato e soprattutto variegato e con tanti risvolti su cui pensare, insomma, ecco, e riflettere. Ed era un po' l'obiettivo di questo incontro. Ecco. Mi sembra che l'abbiamo raggiunto, adesso l'ora è un po' tarda per poter aprire dei dibattiti particolari, però insomma se qualcuno volesse fare qualche domanda o qualcos'altro, insomma, siamo qua. Ok. Anna Maria, Allora, leggo la chat. Anna Maria ha alzato la mano. Anna Maria della SOSBE. Apri il microfono, Anna Maria, perché non ti sentiamo. Vediamo se riesce Anna Maria ad aprire il microfono. Nel frattempo io manderò le slide ovviamente a Massimo, in modo Sì, che poi lui ve le gira. Vedo che un paio hanno chiesto le slide. Okay, Anna Maria, non ti perfetto. sentiamo, eh? Non funziona? No, peccato. Vuoi scrivere quello che volevi dire? Ok, vai, ti aspettiamo Bravo, perché senza fino all'altro problemi. giorno funzionava benissimo. Allora, c'è anche una chat, se non erro. Sì, sì, abbiamo Sì. sia Gianfranco che Giovanni che ci chiedono le slide. Sì. Grazie a voi della partecipazione, alcuni hanno ringraziato. E Camilla, ok, perfetto, sì, è sempre importante fermarsi a volte a prendere un po' di consapevolezza su che impatto abbiamo sugli altri, sulle relazioni che si innescano. E concordo anch'io, il CAI è un'associazione per coltivare questa relazione, anche questi momenti che avete di formazione possono essere poi dei momenti di condivisione, no? Attraverso lo strumento della chat, piuttosto che anche aprendo il microfono e portando dei vostri contributi. La relazione cresce nella conoscenza, quindi più ci conosciamo, più capiamo come pensa l'altro, quali difficoltà vive l'altro e che magari mi ricordo e mi riconosco, più questa cosa in realtà crea sinergia, quindi è molto buona. Purtroppo il CAI va anche al di là dei confini veneto-friulani e quindi bisognerebbe che anche le altre regioni si cimentassero in queste esperienze annuali di formazione, di allineamento, diciamo, del pensiero critico che tutti quanti noi coltiviamo e che quindi in modo da poter appunto creare una certa uniformità anche nella dirigenza, eccetera, mentre molto spesso ci si ritrova con livelli estremamente diversi di formazione, di preparazione, eccetera, e quindi va un po' a descapito di tutto il sodalizio, ecco, non solo nostro. Però certo. noi siamo contenti di quello che stiamo facendo. Allora, Penso che Anna Maria volesse anche approvare questo o confermare questa cosa, ecco. Mi fa piacere. Bene. Grazie a voi. Ci sono altri, ecco. Che si sta collegando. Anche questa lezione è stata registrata, adesso interrompo la registrazione.